corso in questo momento lo spoglio dei voti per designare il nuovo segretario veneto della Lega. Sfida Stefani Manzato. Il messaggio di Zaia: no a scambio di prigionieri. Le parole d'ordine: devono essere identità e modernità anche sui diritti civili. Tragico incidente stradale nella notte a Torre di Mosto. 34enne finisce con l'auto contro un platano dopo una serata con gli amici. Un impatto tanto forte da spezzare la vettura in due. 57enne veneziano in fin di vita, uscito dall'auto in panne su un cavalcavia della 27 tra Mareno e Ponte della Priula ed è stato travolto da un camion. In un video shock realizzato con l'ULSS, tra le voci drammatiche delle chiamate al SUEM dopo gli incidenti stradali, un tentativo di sensibilizzare e creare consapevolezza. Molestava le ragazze anche minorenni nella zona della stazione di Padova, 20enne tunisino arrestato dalla polizia dopo numerosi episodi e denunce. Promozione con 9 in condotta nonostante l'attacco alla prof. Gli ispettori del ministro Valditara nella scuola di Rovigo, dove l'insegnante fu colpita dai pallini in classe. A Cartigliano la storia di Melissa, che dopo aver partorito il suo bambino a dicembre non si è persa d'animo, collezionando voti altissimi a scuola e che sta affrontando in questi giorni l'esame di maturità. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La politica in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, con il giorno più lungo per la Lega del Veneto, che si è ritrovata allo Sheraton di Padova per il suo congresso. Lo scrutinio è in corso, ma ci racconta tutto, ci aggiorna la nostra Chiara Gaiani con Francesco Ratai. A te la linea, Chiara. Buonasera Cristian e buonasera ai telespettatori. Sì, lo scrutinio, come dicevi, è in corso. Come vedete alle mie spalle le porte sono chiuse perché lo scrutinio è stato fatto proprio a porte chiuse, quindi sono ammessi all'interno solo i delegati e i candidati. Viene fatto anche proprio un rigoroso controllo delle persone che accedono all'area attraverso il braccialetto di carta che è stato consegnato al momento della votazione. Vediamo intanto quante persone hanno votato. 472 i delegati ammessi, votanti sono stati 454, quindi insomma mancano solo 18 persone all'appello. Tra queste 18 persone non si è visto oggi, siamo stati qui davvero a lungo, l'assessore regionale Roberto Marcato, che martedì aveva annunciato il suo passo indietro rispetto alla candidatura. Una giornata molto lunga questa, partita intorno alle 9:30 con i discorsi dei due candidati, il padovano Alberto Stefani e il trevigiano Franco Manzato, e poi molto atteso anche l'appello a tutta la Lega. Sono qui da militante addetto del presidente del Veneto Luca Zaia. Ma allora sentiamo come è andata questa giornata nel servizio. Ciao. Inizia con una photo opportunity a favore di Flash, la giornata più lunga per la Lega Veneta. Allo Sheraton di Padova i visi di Alberto Stefani e Franco Manzato sono tirati. Chiuse le polemiche, si aprono le urne poco dopo le 9 del mattino, una per il segretario, l'altra per il consiglio direttivo. Ci sono i delegati dei militanti e i principali rappresentanti istituzionali. È il momento del rendezvous politico, l'incontro e lo scontro tra le anime del partito, sospeso tra ortodossia salviniana e Liga delle Origini. Il tessuto sociale e economico della Liga Veneta e dei Veneti è quello della moderazione, ma con grande determinazione nel voler raggiungere i propri obiettivi legati all'autonomia, che non è solamente legata a un rapporto Stato-Regioni, ma è un'autonomia che è legata anche a un rapporto Stato-cittadino. Sono qui perché voglio riaffermare il nostro senso di comunità, la necessità di rispettarci l'un l'altro. Io in questi 2 anni non ho risposto ad un solo attacco sui giornali e l'ho fatto non perché non avessi risposte da dare, ma perché rispondendo avrei creato un danno al mio movimento e avrei creato un danno ai militanti. Dove non arrivano le parole è tutta questione di prossemica. La vicinanza tra Stefani e Massimo Bitonci, poi Andrea Ostellari, non è casuale, così come l'arrivo di Fabrizio Boron, espulso da Via Bellerio a meno di 24 ore dal congresso. Occhiali scuri, abbraccia la passionaria Wanda Pellizzari. Sono venuto a trovare degli amici, dice. Tutti quelli che mi hanno incontrato e mi hanno visto sono venuti a salutarmi, a darmi sostegno. Questo vuol dire che l'atto che è stato fatto, insomma, non è stato vissuto molto bene nemmeno all'interno
degli ambienti delle varie province. L'ultimo mese e mezzo si è vissuto come proprio uno scontro, no? Ricordo le parole di Roberto Marcato, come sembrava una guerra fra bande. Liga o Lega, questo resta il dilemma. La Liga nasce in Veneto, nasce magari anche in quel di Treviso e poi ha portato avanti un'idea che si è poi sviluppata nella Lega Lombarda, che poi è confluita nella Lega Nord, che poi si è trasformata in Lega Salvini, per Salvini. Zaia e Manzato hanno citato varie volte la Liga, Stefani magari parla un po' più di Lega, c'è una differenza? Probabilmente è arrivato più tardi. Vola alto Luca Zaia, identità e modernità il mantra, il messaggio sembra andare oltre Padova, direzione Roma. Abbiamo investito in un progetto identitario che ha ridato vita a quello che io definisco il Veneto Pride, l'orgoglio veneto. Modernità vuol dire anche che noi non siamo quelli con l'anello al naso e gli altri hanno capito tutto. E vi parlo dei diritti civili, vi parlo delle grandi battaglie che noi abbiamo fatto, perché la gente da noi si aspetta che indichiamo la via, non che ce la facciamo indicare. E noi dal segretario ci aspettiamo che sia un segretario inclusivo, che sia un segretario che comunque abbraccia tutte le idee, il dibattito, che sia un segretario che comunque non si avventuri nello scambio di prigionieri, perdonatemi l'espressione. Li hanno già fatti. Li hanno già fatti. Io sono un prigioniero, no? Sono uno che in battaglia è stato colpito come tanti altri. Ecco, questo non doveva succedere e purtroppo questo lascerà uno strascico. Ecco, allora è in corso lo spoglio del segretario, sarà il primo che poi insomma sarà completato, pare ci sia già una tendenza marcata, ma i risultati dovrebbero essere noti tra circa 20-25 minuti, poi si aprirà lo spoglio per il consiglio direttivo, sono 12 consiglieri che saranno eletti, noi continuiamo ovviamente a seguire i lavori pronti a riprendere la linea quando queste porte si apriranno e ci sarà qualche novità, qualche aggiornamento. Direi che da Padova per ora è tutto, ringrazio Francesco Ratai e ci rivediamo appena ci saranno delle novità. Assolutamente Chiara, grazie a te e Francesco per questa corrispondenza in diretta. Daremo il risultato quindi in presa diretta anche questa sera. E veniamo alla cronaca, all'ennesimo tragico incidente stradale in Veneto, questa volta nel Veneto orientale a Torre di Mosto, a perdere la vita nella notte una 34enne. Una rosa è stata deposta ai piedi del platano contro il quale poche ore prima si è scontrata l'automobile di Christopher Vidali, un segno di cordoglio per l'ennesima tragedia sulla strada, per una giovane vita spezzata troppo presto. Christopher aveva appena 34 anni, originario di Motta di Livenza, viveva a Torre di Mosto vicino al confine comunale con Eraclea. Ad Eraclea ci si arriva lungo la provinciale 57, che in questa tratta si chiama Via Parada e collega le frazioni di Stretti e Staffolo attraverso un lungo rettilineo e la curva nei pressi della quale è avvenuto l'incidente mortale. La Volvo di Vidali, che tornava a casa dopo una serata con amici, è finita fuori strada contro questo platano. Un impatto violento che ha spezzato in due l'automobile. La parte posteriore è finita a qualche decina di metri di distanza. Lungo la strada rimangono ancora un fanale, un pezzo dell'abitacolo, un paraurti incastrato tra i rami di un albero. Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti, immediato l'intervento del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. La scomparsa di Christopher ha immediatamente destato profondo cordoglio in tutta la comunità. Tra coloro che si sono stretti ai familiari in queste ore, anche il sindaco di Torre di Mosto, Maurizio Mazzarotto. Nel pomeriggio, altro gravissimo incidente stradale sul tratto trevigiano della 27. Stava guidando in direzione Treviso lungo la A27 quando la sua auto ad un tratto ha avuto un problema meccanico. Un 57enne residente nel Veneziano è stato costretto a rallentare ed accostare lungo la carreggiata in un punto dove non c'è la corsia d'emergenza. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo una prima ricostruzione l'automobilista, che avrebbe utilizzato anche il giubbotto catering frangente, appena sceso dalla macchina è stato travolto da un auto articolato. L'impatto devastante
devastante. L'uomo scaraventato a terra. Immediatamente sono stati allertati i mezzi di soccorso. Sul posto anche l'elicottero del SUEM-118. Gravissime le condizioni del 57enne che è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Il grave incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno sulla 27 nel tratto compreso tra Mareno di Piave e Ponte della Priula. E a proposito di sicurezza stradale, l'ULSS 3 è partita con una campagna shock. La strada racconta tante storie. Una di queste è la mia storia. 118. Sì, è successo un incidente. Signora, allora, con calma, quanti mezzi sono coinvolti, signora? Una persona, una ragazza. Aveva solo 12 anni la ragazzina che la piccola Cecilia Chiarini interpreta nel video shock realizzato da Saturno 9 in collaborazione con l'ULSS 3 Serenissima per sensibilizzare sulla tematica della sicurezza stradale. Nel video sono state riportate le reali telefonate che il 118 quotidianamente riceve. Ecco, signora, l'ambulanza sta già arrivando. La ragazza è cosciente, parla, risponde? Non lo so. Signora, allora l'ambulanza... Ho pensato che una bambina, una testimonianza, in questo caso la bimba, lo ripeto, è un angelo fondamentalmente, potesse iniziare a scuotere queste coscienze per poi farlo attraverso il racconto degli operatori, degli utenti, che è una cosa un po' esclusiva, e di quegli scenari che noi vediamo nelle strade. E addome anche lei. Falco da Alfa Zero. Un video che vuole creare un impatto emotivo ma che punta anche ad educare lo spettatore. Solo puntando sulla cultura di base e su quello che ci si porta dentro, poi si possa veramente portare un cambiamento sostanziale. Un cambiamento che deve partire soprattutto dalla responsabilità del singolo. È bloccata. Sto andando. Ok. Ascolta, io ho preso la vena alla gravida che è ferma in corsia di emergenza con una Mercedes nera perché è una minaccia d'aborto. E le raccomandazioni arrivano soprattutto da chi ogni giorno soccorre le persone vittime di incidenti. Iniziative che mirano a sensibilizzare la popolazione sono sempre motivo di speranza, di cambiamento. Vale la vita di persone, molte persone che sono appunto, come ho detto nel video, sono bambini che potrebbero crescere da grandi e avere un futuro. La ragazza in macchina, la ragazza è deceduta. Avrei voluto diventare una donna, ma qualcuno ha deciso che così non doveva essere. Solo qualche istante di pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Padova, dove la squadra mobile ha arrestato un ventenne tunisino accusato di più episodi di molestie contro ragazze anche minorenni. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale con precedenti per spaccio, era già stato individuato dai poliziotti per alcuni episodi di molestie a ragazze nella zona della stazione ferroviaria ed era già stato interdetto dal questore. Le indagini, avviate dopo una denuncia anonima di una delle vittime, hanno consentito di accertare altri episodi di violenza sessuale grazie al contributo delle vittime nel descrivere l'uomo nei particolari. Dopo le prime conferme sono giunte in questura altre segnalazioni di analoghe molestie. Fra le vittime c'è anche una 17enne. Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha mandato gli ispettori all'Istituto Tecnico Industriale Viola Marchesini di Rovigo dopo la promozione di uno degli studenti che a ottobre in una prima classe avevano sparato con una pistola ad aria compressa, colpendo, lo ricorderete tutti, la docente, pubblicando poi il video sui social. Gli scrutini in quella classe hanno stabilito a distanza di 8 mesi dai fatti 2 promozioni, di cui una con il 9 in condotte e una bocciatura per l'alunno che aveva portato a scuola la pistola. Gli ispettori ministeriali, secondo quanto si è appreso, hanno raccolto tutta la documentazione relativa allo scrutinio e hanno interrogato gli insegnanti del consiglio di classe e la dirigente scolastica Isabella Sgarbi. E ora una storia di positività e bellezza che arriva dal mondo della scuola. Ce la racconta una studentessa che sta affrontando la maturità con il figlioletto nato a dicembre.
Lei è Melissa Arnone, studentessa del 5º anno dell'Istituto Remondini di Bassano. Lo scorso 26 dicembre è diventata mamma e tra paure e incertezze ha deciso di proseguire il suo percorso scolastico con accanto suo padre, il nonno del bimbo, le sorelle, la mamma, una classe intera e tutti i professori e le professoresse che le sono stati vicino in tutto e per tutto. Subito avevo paura della reazione dei compagni inizialmente perché non eravamo mai stati una classe molto unita e invece quando hanno saputo che ero incinta e tutto abbiamo cominciato tutti ad unirci molto tra di noi e a cercare proprio il supporto con l'amicizia che non avevo mai avuto in 4 anni di scuola. I primi mesi ha frequentato con le dovute accortezze le lezioni, ottenendo tra l'altro una media altissima. Durante le vacanze di Natale il piccolo è nato e lei si è presentata regolarmente in classe il giorno della ripresa delle lezioni. La preside mi ha dato carta bianca perché appunto avendo una media molto alta mi ha detto che non avrebbe fatto in nessun modo che io perdessi l'anno. Decisi di frequentare così in presenza, soprattutto i giorni delle verifiche, interrogazioni, simulazioni, delle presentazioni importanti e il resto stavo in DAD. Con sempre il suo piccolo con sé. Ha cominciato a stare in braccio con tutti i professori durante le lezioni, a fare lezioni con i professori, a stare per terra su un tappettone che era stato dato dalla scuola a giocare, a dormire. E adesso tu stai affrontando l'esame di maturità. Mi sono presentata a scuola con Teo e con mio papà. Prove scritte fatte con il bambino che Melissa ha allattato quando necessario e adesso tocca all'orale in programma martedì prossimo e assieme a lei ci sarà sempre il bimbo in braccio. Di certo per questa giovane donna un concentrato di emozioni che non si sarebbe mai aspettata. Mai mi sarei aspettata una roba del genere, cioè sono un insieme di cose talmente diverse messe insieme e una più complicata di quell'altra. È stato tutto un insieme molto, c'è stata tanta felicità. Superata la maturità, Melissa pensa già al suo futuro. E non mi fermo, io sono già entrata al corso OS e adesso in settembre ho la missione per l'università, sempre in scienze della formazione e dell'educazione e non mi fermo, no, io ho il mio obiettivo di aprire un asilo nido e di andare a lavorare, quindi... Tu sei l'esempio proprio che la famiglia è fatta dalle persone che amano un bambino, al di là del sesso, al di là di tutto. Io anche all'interno della scuola c'erano tantissimi professori che tra farsi chiamare nonne, farsi chiamare zie, aveva una famiglia anche là dentro lui, la famiglia era proprio quello per noi. Cioè aveva l'amore di tutti, aveva le coccole, stava bene, era felice. E approfitta per lanciare un messaggio a tutte le persone. Una cosa che consiglio a tutti, indipendentemente dall'età, è di non arrendersi mai davanti a nulla, anche davanti a una cosa che può cambiarti la vita, non arrendersi ma cercare subito una soluzione e affrontarla, perché in un modo o nell'altro le cose avvengono e bisogna trovare subito il modo per riuscire ad affrontarle e a viversele. Torniamo a Padova proprio per una frazione di secondo, vediamo cosa sta succedendo, sono ancora riuniti in conclave, quindi lo scrutinio è ancora in corso e ci collegheremo ovviamente con la nostra Chiara Gaiani anche nelle prossime edizioni. Allora per il momento dal Veneto è tutto, vi lascio al meteo, fra poco con TG Venezia e Treviso. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Il weekend prosegue all'insegna del bel tempo con l'anticiclone africano che si rinsalda ancora di più. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 25 giugno mostra un contesto stabile e soleggiato, infatti non si verificheranno precipitazioni, il cielo sarà sgombro da nubi o velato. Temperature senza variazioni di rilievo, minime comprese tra 15 e 22 gradi, massime sui 28-31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, con cielo sereno su pianura e costa, al massimo poco nuvoloso sui monti, nel pomeriggio ma in genere senza conseguenze. Temperature minime sui 16-20 gradi, massime intorno ai 29-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove è previsto un tempo molto soleggiato con cielo per lo più limpido. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 29-33 gradi.
Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.